po' la conoscenza che avevo. Amiche e amici dell'hockey su pista, buon venerdì sera da Nicola Maragnin qui in diretta dalla Palavaccari in Montecchio Precalcino. Fra qualche istante i padroni di casa dell'hockey Montecchio incroceranno le stecche con il Seregno Hockey in un match valido per l'ultima, la 22esima giornata di questa stagione hockeyistica 24-25 del campionato cadetto di hockey pista. Ovviamente ora dovremo sbrigare le pratiche burocratiche con le formazioni, con tanti temi, non prima però di aver salutato Davide Meneghello alla console, Carlo Dalla Valle alle immagini e ovviamente qua vicino a me Sua Maestà His Majesty Paolo Virdi. Ciao Paul. Ciao, buonasera a tutti. No, Sua Maestà no, assolutamente, dai Nicola. No, te lo dovevamo qua a Montecchio perché abbiamo passato una bellissima serata con te. Dopo la raccontiamo, dai, quando ci sarà una pausa speriamo. Ecco, in questa serata. Diciamo che rimaniamo in tema British, caro Paul, perché se la partita per Montecchio è una tranquillissima canzone in Britpop, visto che si è già salvata, per Seregno invece c'è del heavy metal, perché appunto è un match importante in cui ogni pallina peserà come il piombo, no? In quanto solo con una vittoria Seregno è matematicamente certa di poter rimanere nel campionato di A2, no? Agatha Christie, mi avevi citato sui social, vero Nicola? Certo. Sì, la cosa paradossale è che il Seregno ha 23 punti, una quota con cui gli anni passati si era salvi matematicamente, comunque si accedeva anche ai piani alti della graduatoria. Quest'anno abbiamo assistito a una Serie A2 di un livello altissimo, perché questo girone qua ha regalato l'equilibrio e quando nello spettacolo c'è equilibrio lo spettacolo ne trae un enorme vantaggio. Montecchio ha già espletato le pratiche con un finale di stagione molto positivo. Eccole qua, intanto le formazioni, vai. Sì, no, infatti ci sono tantissimi temi, ne racconteremo, speriamo anche di raccontare una partita perché solitamente ci lasciamo andare anche a tanti aneddoti, tante piccole storie, però oggi veramente tanta sostanza. Allora, partiamo come prevede anche la liturgia dell'incontro con la squadra ospite del Seregno che schiera con il numero 20 Filippo Dimone, poi con il 2 Nere Pasquale, con il 3 Mauro Fiazza, con il 7 Riccardo Tessalone, con il 17 il capitano Luca Tremolada, con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada, con il 36 Edoardo Febbo, con il 44 Matti Cirino e con il numero 12 l'altro portiere Leonardo Reggio sotto la guida tecnica di coach Luca Giaroni. Risponde il Montecchio Precalcino, i padroni di casa, che schierano Carlo Sanson. Questa è la novità di giornata, non c'è Marco Zanti, infortunato, poi con il numero 8 Davide Zanini, con il 9 Nicola Pozzo, con il 7 Filippo Tiella, con il 5 Franco Giuliani che è anche il capitano, con il 4 Michele Dalla Valle, con il numero 6 Thomas Crovadore, con il 2 Nahuel Calvo, con il 3 Andrea Dalla Valle, con il 10 Riccardo Pozzato, ovviamente allenatore dei padroni di casa è Martin Hinestar. I fischietti li vedete lì sui vostri smartphone, sui vostri teleschermi, sulle vostre smart TV, sono il signor Andrea Davoli di Modena, coadiuvato al tavolo dei refertisti da Alberto Fabris, quindi qua sembra che tutto sia pronto. Allora dobbiamo anche dire una cosa importante, fra poco dovrebbe esserci anche il minuto di raccoglimento alla memoria di Papa Juan Mario Bergoglio, Papa Francesco, che come sapete tutti insomma domani avrà i suoi funerali. Ovviamente anche gli argentini persone interessate perché sono molto devoti, abbiamo visto anche sui social molti post da parte di... D'altronde lui nasce ultra di San Lorenzo de Almagro, ci mancherebbe altro che gli argentini non siano il Papa più vicino allo sport della storia del papato. Sì, tra l'altro questa giornata ovviamente per motivi, per causa di forza maggiore viene spacchettata in 3 giornate, per ora ci uniamo anche noi Paolo a questo minuto di raccoglimento alla memoria di Papa Francesco. E noi vogliamo ricordare così, con una frase vicina allo sport e ai giovani.
fatica è un peso che ti spezza. Se però nella fatica riesci a trovare un significato, allora il solo ti fa più. La meta è un po' come un salto, conosce la fatica ma non difesa, perché nella fatica è capace di prevedere le volte, di suo o di Dio. Citare una frase di Papa Bergoglio prima del minuto di silenzio non è una cosa da tutte le società di qualsiasi sport. Io sfido tra hockey, basket, calcio quanti siano in grado di fare una cosa del genere. Non mi stupisce che in una società come quella del Montecchio venga fatta una cosa del genere. Poi vi spiegherò anche il perché nel corso della serata, e direi che frase migliore prima del minuto di silenzio per il Papa Sì, non poteva essere trovata. Non poteva essere trovata, sì. Appunto la scomparsa di Papa Bergoglio che ha imposto chiaramente un doveroso stop anche al mondo sportivo. Questa giornata di hockey si sarebbe dovuta svolgere domani, però viene spacchettata in tre momenti. Questa è l'antipasto, e che antipasto con Montecchio che sfida Seregno. Poi ci saranno domani altre 3 sfide con le prime 4 che si incrociano, quindi Breganze, Correggio, Scandiano e Roller di Bassano, poi il Valdagno che va a fare visita al Pico, e chiude una partita in cui molti saranno collegati, che trattiene e Modena. Quindi dicevi prima, Paolo, sì, l'abbiamo detto sui social che questo è un campionato scritto da Agatha Christie, però si rischia che per qualcuno diventi un libro horror scritto da Stephen King. Tra l'altro, in un'intervista apparsa stamattina di Mister Giaroni, lui è, tra virgolette, diciamo così, non dispiaciuto del fatto che non si giochi in contemporanea. Intanto attenzione alla prima situazione offensiva da parte di Calvo, che all'andata fece molto male con 5 gol. Occhio a Cirino, ripartenza, capo aperto, Fiazza va a chiudere il tiro, poi di polso di Cirino, un po' alla Franco Amato. Questo era il suo tiro senza mai caricare. Dicevo del fatto della non contemporaneità, toglie le distrazioni, perché i ragazzi di El Seregno sono molto inesperti, e quindi insomma trovarsi già a non dover chiedere quanto fa il Modena è un vantaggio che porta una squadra molto giovane. Occhio intanto, extra pass all'altra sopra di Mole. Sì, nel frattempo allora diamo anche una lettura dei quintetti, perché sono già iniziate le fasi di gioco, il gettone è già stato buttato giù. Allora Montecchio schiera Riccardo Pozzato tra i pali, con Nahuel Calvo, Andrea Della Valle, Franco Giuliani e Nicola Pozzo, mentre risponde Seregno con Mole in porta, Fiazza, Tessarolo, Pasquale e Cirino, che è il quintetto base, è diventato il quintetto base, anche se comunque molte partite, poco più del 40% delle partite le ha giocate Leonardo Reggio, che non è il supplente ma è l'alter ego di Mole, portiere giovanissimo, scuola Lodi. Ora Pasquale a manovrare con Riccardo Tessarolo. Le sue traccia c'è Nicola Pozzo, adesso si abbracciano Giuliani e Tessarolo, recupera proprio il bassanese di scuola. Occhio, perché fa un numero Tessarolo, poi cade, tiro in caduta, ha fatto un numero facendo passare la pallina da una parte di Dalla Valle, se non sbaglio, e lui dall'altra. Migliorato tantissimo Tessarolo. Sì, diciamo che sono ufficialmente finite le operazioni di studio, abbiamo già visto 2 rovesciamenti di fronte. Ora con Andrea Dalla Valle scambia con El 5 del San Juan, Franco Giuliani. Poi altro tema, gli argentini in pista, da una parte Franco Giuliani e Nahuel Calvo, e dall'altra parte Mati Cirino, con particolare riferimento, come si direbbe in protocollo, a Nahuel Calvo, impatto devastante del ragazzo ex Studiantil su questa A2. Veramente si è conteso fino all'ultimo con
Facu Posito, altro argentino a Breganze, la stecca d'oro. Fuori categoria Posito, sì. in A2 nella maniera più assoluta, la sua categoria è la 1 e lui si è visto, a Seregno lo hanno visto giusto 2 settimane fa, perché quando ha deciso di vincere la partita l'ha vinta. Qui invece c'è un fallo di Calvo che abbraccia e a terra placca Mauro Sì. Piazza. Sì, qui. Sì, affettuosi scambi. E Calvo, per come è stato magari per Cirino l'anno scorso, comunque un campionato, sai, quando sono giovani, hanno 19-20 anni di transizione, il secondo anno dove conoscono le piste, conoscono gli avversari. attenzione, Cirino, la palla sulla riga! Ha provato il tunnel, poi si è salvato Pozzo, andando di là dalla valle, la botta di Mone la blocca e poi riparte per Tessarolo che va via di prima. Vi dicevo di come il secondo anno di Calvo sarà devastante l'anno prossimo, firmo per i 30 e più gol di Noel Calvo nella prossima stagione. Occhio a Cirino che... Sì, Nicola Pozzo sulle sue tracce, ora sgasa in avanti il 9 di casa, Andrea Dalla Valle, contrastato proprio dalla stecca del 44 sanguanino. Andrea Dalla Valle, pesantissimi i suoi gol in questa A2 di Montecchio, insomma lo ricordiamo Paolo, che un campionato che ad oggi ha tra squadre che devono andarsene ai playoff e quelle che devono salvarsi, vede ben 7 formazioni su 11 che ancora non conoscono il proprio destino all'ultima giornata di campionato, e quindi è un campionato illegale. Poi la quarta ha una vittoria in più della penultima. Sì. È l'unico campionato girone penso, del mondo dove la quarta ha una vittoria più in campionato della penultima. Sì. Ora il Seregno che è partito anche bene rispetto alla partita di Breganze. Occhio a Tessarolo, viene giù Riccardo Tessarolo, qui c'è tutta la complicità di Pozzato perché la palla sul suo palo mentre si sta spostando arriva il gol, se non sbaglio, numero 4 in stagione di Ricky Tessarolo. Sì, dici bene caro Paolo, con Ricky che ha segnato il suo quarto gol alla 20ª convocazione, quindi mette il muso in avanti Seregno quando se ne sono andati 4 minuti e 10 secondi dall'inizio del match. Quello di proprio Ricky Tessarolo fa sportellate con Nahuel Calvo, sempre il 2 di San Juan, si è divorato un'occasione colossale Andrea Dalla Valle, imbeccato proprio dal numero 2 oggi di casa. Andrea Dalla Valle, di nuovo combinano quei due, hanno fatto le fortune di Martin Hinestar, queste combinazioni tra il sanguanino e il ragazzo ex Breganze. Ora il signor Davoli alza 2 dita al cielo, dice ci sarà un ingaggio. Dimmi Paolo. Spendiamo 2 parole per Pippo Dimone perché quella parata è qualcosa di spettacolare. Sì. Dimone, lui nasce nazionale giovanile agli anni del Pieve a Cremona, ha giocato anche in Serie 1, poi l'apparizione Scandiano è un altro come per Posito, probabilmente anche per Calvo, a cui insomma la Serie 2 non è la sua dimensione, lui starebbe benissimo anche una categoria in più. Pippo è davvero una garanzia, ecco il Seregno, se può giocarsi una salvezza proprio soprattutto anche per il proprio portiere Piazza. Sì, bravo, sì, Pozzato qui a parare. Allora si cancella l'azione d'attacco di Seregno, si scrive ora quella di Montecchio con Nahuel Calvo, il 2 per il 3 Andrea Dalla Valle, ora per Zio Franco, che è appunto l'argentino dall'alto dei suoi 32 anni, quello più esperto, diciamo così. Franco Giuliani, luce e ombre per lui in questa stagione. L'anno scorso si è preso Montecchio sulle spalle, quest'anno con la partenza di Andrea Zanini ha sentito maggiormente questa responsabilità, che è trascesa a volte anche in qualche fallo, in qualche giocata che poteva essere risparmiata. Insomma, vediamo l'ultimo rosso 20 giorni fa, quella punizione di prima contro Scandiano che rischiava di compromettere la vittoria di Montecchio proprio un in punto in meno e il Montecchio adesso staremmo parlando tutta la vita, di uno spareggio salvezza. Ecco che a Cirino, Piazza che infatti viene tenuto via da Pozzo che è bravissimo, poi Cirino attaccato e raddoppiato qua da Calvo, tiro rasoterra, risponde Dimone, secondo palo arriva Cirino che salva tutto su Dalla Valle, si riparte ancora Pozzo di prima. Pasquale ha fatto un gol secondo me perché è stato proprio lui con il suo bastone. Queste sono le letture del ragazzo di Valdagno. Attenzione, intanto pallina sul secondo palo, ancora Calvo e Pozzo. Sì, in avanti allora Montecchio vuole recuperare assolutamente questo gol di svantaggio. È partita vera qui alla non c'era dubbi, non avevamo nessun dubbio, sì, appunto, perché tra l'altro questa partita va vista
nell'ottica appunto dello svolgimento anche di quello che succederà martedì in quel del Palazzicato Attiene, con il Modena che come Seregno è a quota 23 punti. Attenzione, piccolo pasticcio combinato da Pozzato, la palla incroccia sul retro del pattino destro di Giuliani e esce 2 dita a lato della porta della formazione di casa che veste maglia nera e ospita il Seregno con la casacca bianco-verde. A Pasquale a invitare Calvo ad alzarsi, occhio a Davoli. Spesso il Seregno nelle ultime giornate ha avuto arbitri di categoria superiore. Davoli ha un lusso come Molli, l'ultima col Breganze. Sì, infatti volevo chiederti, ad Paolo, altissimo livello. Io Paolo volevo chiederti di mettere un po' di plutonio dentro la macchina, di tornare un po' indietro nel tempo a un paio di settimane fa con quella sconfitta di Seregno contro il Breganze, un Seregno che a mio avviso non ha assolutamente sfigurato dall'altra parte. Te la racconto attenzione, intanto qua Giuliani rovescio della deviazione ancora di Piazza. Sì. Te la spiego subito, sto per andare in telecronaca, guardo i ragazzi dell'ultimo, diciamo così, saluto prima di entrare in pista, erano bianchi con le occhiaie nere, la tensione li aveva divorati, pronti via, 3 minuti 2-0 per il Breganze. Senza quell'handicap la partita al Seregno probabilmente l'avrebbe pareggiata, non dico vinta, e ha avuto la bravura da sotto 0-2 arrivare a riprenderla sul 3-3. Con un arbitro in pista come Molli, che tra l'altro che comunque ti mette in soggezione, perché in Serie 2 Luca la mette, giustamente, come giusto che sia. Occhio a Cirini, intanto qua, bravo a difendere Pozzo, bravissimo. Col fisico, con la stecca, occhio a Cirino! Prova la magata. E quindi così è andata la partita con i rossoneri, che devo dire gli ultimi 10 minuti, come è giusto che sia Tiella, che si è rivelato veramente un bravissimo allenatore, visto che ce n'è carenza di bravi allenatori. Ha giocato con i 5 titolari, spingendo e pressando tutta pista. Intanto Calvo sì, quando vede il Seregno insomma tende ad esaltarsi all'andata a 5 gol, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Sì, Nahuel Calvo è stato un'ira di Dio veramente nella partita d'andata. Allora, fallo di squadra numero 1 per Seregno, c'è anche una partita da raccontare con la formazione ospite che è ancora in vantaggio per 1-0. Comunque abbiamo visto qualche produzione offensiva della formazione di casa che fa capire che ci sarà extra effort per Dimone questa sera. Allora, Franco Giuliani e Nicola Pozzo dall'altra parte. Sì. Tipo Dimone le ha fatte, occhio a Giuliani. Giuliani botta sul petto di Dimone. Riparte Mauro Fiazza, in avanti il 3, 2 stecche Montechiesi su di lui, pressing altissimo della formazione di Coccia e Inestar. Allora, con il rovescio prima prova Nahuel Calvo, ora in quota. Di nuovo Fiazza per Tessarolo, in avanti trova la pallina giusta, Tex alza e se la schiaccia, bravissimo in questo caso Pozzato, vicino tanto così Seregno dal gol del 2 con il suo giocatore di origine bassanese, Riccardo Tessarolo. Se pensi che comunque fino a 2 anni fa il Tessaro aveva giocato sempre in Serie 2, parliamo di Serie B, parliamo di un 2004 che l'anno scorso ha debuttato in Serie 2 e il fisico era insomma un incrocio di Pozzo, gran giocata. Poi Davide, se possiamo rivederla, questo è un capolavoro perché va tanti highlight, ora ci sarà un extra lavoro. È la giocata dei primi 9 minuti questo di Pozzo, perché alla conclusione sull'incrocio tanta roba. Attenzione, Piazza, Tessarolo la recupera. Bravo ancora Pozzo, un fattore in questo inizio di partita. Eccolo qui che sgasa il ciuffo di Nicola Pozzo con il suo numero 9, in avanti bene per Andrea Della Valle che non arriva all'appuntamento con quella pallina, si sarebbe visto da solo contro Dimone. Allora sempre Andrea Tessarolo sotto gamba, gioco ancora Andrea Della Valle che è un giocatore consistente, come direbbe il nostro amico Domenico Tomba, che salutiamo. Non ha potuto continuare con il gancio perché c'era Pasquale che gli copriva il secondo palo e quindi ha dovuto cercare una giocata fronte Dimone da quella posizione, però Dimone è difficilmente battibile. Occhio perché a parte 2 contro 3 perché Cirino è già rientrato sul rovescio, Giuliani finta, prende un tempo giù di gioco, è molto bravo Dimone a seguire la traiettoria, parte di prima Pasquale, l'apertura per Piazza, è già rientrato il Montecchio che ogni volta che Piazza ha la palla sulla 3/4 viene sistematicamente raddoppiato. Questi penso che siano i dettami di Ginestar perché è la terza volta o la quarta che Piazza si ritrova sulla 3/4 e c'è il raddoppio sistematico. Nel frattempo totem colorato di verde dalla parte di Seregno. Allora io ti lascio qui in religioso silenzio, Paolo, per sentire cosa dice coach Giaroni. Io vado dall'altra parte.
Paolo, inizio io Sì, con no, l'analisi, vai. con i 60 secondi di time out per Montecchio sono stati equamente divisi, con i primi 30 di coach Inestar Lavagnetta alla mano e i secondi 30 dell'altro allenatore Franco Giuliani, che dentro la pista, eccolo lì Invece proprio il time out Franco. di Giaroni non ha fiatato nessuno, è stato un time out unicamente dedicato ai blocchi e al fatto che il Montecchio raddoppia negli angoli e pressa già subito negli angoli sulla ripartenza, poi usare la fisicità sui blocchi per contrastarli. È stato un minuto sui blocchi, intanto un cambio, Sì. qua Pozzo Tra ancora. l'altro, sì, spettacolare, tra l'altro di Monet qui, però stavo vedendo con Mati Cirino sempre molto alto e gli altri tre molto bassi. Allora nel frattempo Fiazza in pallina che finisce nella terra di nessuno, più bravo Mati Cirino a recuperare la pallina, ora passa per Enea Pasquale, il 2 Valdagnese ex Trissino ha il suo bel da fare contro Franco Giuliani e il 5 riprende la pallina in avanti, la mette per il suo connazionale Nahuel Calvo, pallina in quota, deve ripartire dall'altra parte con Davide Zannini che nel frattempo è entrato in pista, e questa è una bella notizia per il pubblico di Montecchio che sta assiepando in maniera importante il Palavaccari, perché Davide era da qualche settimana fermo per quel dolore alla spalla che l'ha veramente tenuto tanto distante dalla pista. Sfortunato il ragazzo di Preara da Paolo Di Nicolè. Tra l'altro nel cambio è stato preferito dalla Valle e non Pozzo, che sta giocando forse dei 4 al migliore, anche Giuliani sta dando tantissimo ai suoi, ma in questo inizio di partita qua Giuliani tiene Fiazza con una mano, Davoli vede il fallo, riparte il Seregno, Pasquale dall'altra parte è uno contro tutti, prova a beffare Pozzato sul secondo palo con questo tiro accompagnato per nulla insidioso, qua Cirino sradica la pallina dalla stecca di Pozzo, si va di là 2 contro 2, Cirino! Matti Cirino! Il 2-0 del Seregno, conclude e va a segnare Mattias Cirino, il 44. Sì, beh, l'abbiamo visto subito con gli occhi della tigre Matti Cirino anche nelle fasi Anche perché di preparazione, Paolo. Cioè, Nicola potrebbe essere la sua ultima a Seregno, questa ancora non si sa perché il Seregno ancora non ha, prima ci aspettiamo oggi, però potrebbe anche essere la sua ultima partita, quindi ci tiene in particolar modo a far bene al di là di tutto. 24esima candelina sulla sua personale torta in questa A2, quindi stagione decisamente importante, lo sapevamo già. 1000 cose fatte bene, delle accelerazioni davvero che hanno portato a gol e che comunque, ad esempio, la vittoria sul Correggio, una palla che ha recuperato lui a 25 metri dalla pista con una lucidità a 30 secondi dalla fine. Sta succedendo di tutto nel frattempo nell'area piccola di Dimone, pallina scaramentata lì. Nicola ha alzato il tonnellaggio Giaroni inserendo Luca Tremolada per Pasquale, che fondamentalmente difensore per difensore tatticamente non cambia quasi nulla. Occhio a Pozzo che prova ad andare da Zannini. Tra l'altro seconda volta Paolo che Montecchio cade nell'infrazione dei 45, questa volta è stato Davide Zannini a pagare la cauzione per tutti. Questo è un segnale che Montecchio vuole manovrare forse un po' di più, sta rallentando un po' i ritmi, però dall'altra parte abbiamo visto uno Seregno che difende in 3 però lascia sempre uno davanti, e questo è sicuramente un tema, un'analisi tattica che potremmo chiedere a Giaroni anche la alla fine della conclusione partita. di Cirino, Nicola, scusa, sul gol del 2-0 è nata perché i 2 difensori del Montecchio erano già lì, ma gli altri 2 stavano già rientrando, ha veramente anticipato un tempo di gioco Mattias per tirare da lì, poi forse non ha neanche vista partire Pozzato perché aveva 2 uomini davanti, però il raddoppio nasce da un anticipo della difesa. Occhio perché a 2 contro 1 Piazza e Cirino, Piazza Cirino, Piazza, poi la palla lì si salva alla grande, la porta vuota, Pozzato 2 volte, doppio miracolo, Seregno che si mangia un gol già fatto, doppio miracolo di Pozzato. Sì, questo poteva essere un gol che avrebbe indirizzato decisamente le sorti del match, ma qua Pozzato si è superato, si è fatto perdonare da quello svarione che ha causato il primo gol di Seregno, quindi pari e patta, a mio avviso, la prestazione di Pozzato. E ora in avanti Montecchio con Davide Zannini, chiama lo schema, preferisce andare sulle sue certezze, chiamasi Franco Giuliani, pallina che resta lì con il gol di Nahuel Calvo, che attenzione però il signor Dauli dice è successo qualcosa, però non c'è, quindi la non ci rimessa sono sì. proteste, quindi Aveva già fischiato, sì. non credo sia da toccare col petto la pallata.
però su quella giocata Zanini ha fatto un numero, perché ha scaricato indietro, si è fatto trovare pronto liberandosi dalla marcatura e andando di volo con un extra pass per il gol. Il lavoro di Zanini in quell'azione particolare, a parte che lo mette nella partita, ma ha fatto una giocata per un quasi gol del Montecchio. Assolutamente, tra l'altro Paolo, possiamo anche dirlo in diretta, siamo in prime time perché siamo l'unica partita della giornata che si gioca tra A1 e A2, quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, con particolare riferimento chiaramente ai tifosi di Modena, Trissino e Valdagno. Dimore monumentale, ora riparte fiata in avanti Seregno, libera il tiro, la pallina resta lì sui gambali di Pozzato che però sbroglia la matassa e allora riparte in avanti Nahuel Cabo, alza il periscopio e il DOS de San Juan, però tiro troppo largo, deraglia Davide Da lì a Zanini. non segni mai da quella posizione, ma proprio mai, perché la copertura del palo di Pippo Di Soletti, Allora, 100% sì, garantito. riprendiamo con Matti Cirino in avanti per Riccardo Tessarolo, ancora il ragazzo di San Juan, sono tre quelli di San Juan in pista, appunto Franco Giuliani, Nahuel Calvo e Matti Cirino. Due sono CPC, Concepción, l'altro invece è Estudiantil, Nahuel Calvo. Qualche mendocino lo trovi, Buenos Aires 1 e Pinazzetto. Sì. Anzi 2. Sì, diciamo è una singolarità praticamente. Una rarità è Frani Pinazzetto. Ora Luca Tremolada che parte, il capitano seregnese per Enea Pasquale, lo scarico, anzi il cambio c'è, Cirino che lavora sul secondo palo. Adesso 2-2, urla Luca Tremolada, Pasquale Tessarolo piazza a rifiattare, ha lavorato tantissimo, il 3. Ora Pasquale, guardate come sale il Montecchio, non c'è una linea di passaggio, gioca uomo contro uomo, allora va in profondità, invece a Riccardo Tessarolo quando va il calvo è più veloce e riparte, il Montecchio è un 1, 2 contro 3, ora attenzione, si stacca con rovescio, ancora un tiro da quella diagonale. Tra l'altro blocco pazzesco di Andrea Della Valle che ne aveva bloccati 2 facile controllo sì. per Dimone sfruttando i blocchi, giustamente il time out in precedenza di Giaroni era stato esclusivamente sui blocchi, sull'uso dei blocchi. Allora, nel frattempo Pasquale, allora per Capitan Tremolada, Luca Tremolada che, Paolo correggimi se sbaglio, sembra una paura pazzesca a fare questi piccoli rimandi. Luca e suo fratello sono i primi due mini atleti formati dal Seregno da quando è stato rifondato nel 2012. Sì, no? certo. Sì. È una società che fondamentalmente praticamente non esisteva più, poi Stefano Tremolada, il presidente Raimondi e Paola e altri pochi dirigenti sono ripartiti con 11 atleti, adesso Seregno è un colosso da 100 caisti e 150 pattinatori. Qua c'è il fallo, attenzione, bravo Davoli a vedere il fallo, si è spostato dalla valle, ma ha dato un'ancata a Tessarolo prima di ricevere. Vi dicevo di come comunque è una rarità, poi soprattutto nella zona 1 in Lombardia, avere 100 ragazzi che giocano hockey di 150 pagine artistico sicuramente è un vanto di una società che lavora in silenzio benissimo. Occhio Marco Tremolada per entrato, Marco, la parata di Pozzato, poi c'è il fratello Luca, è una gran bagarre, Pasquale senza guardare la deviazione di Marco Tremolada, la palla fuori. Sì, allora, ci sono addirittura 4 della cantera, perché sono Luca, Marco Tremolada, poi Luca Vaghi 2009 e Edoardo Febbo che è ragazzo, insomma. Sì, invece per quanto riguarda Montecchi in pista, oltre a Pozzato, c'è il solo Davide Zanini che è appunto prodotto del Sanson Carlo, che però non importa, poi c'è Nicola Pozzo, il titolo di Forlì, lo scudetto di esatto, Forlì con Davide Mendo, Nicola Sanson, me lo ricordo con il Pesavento, Carlo, sì. Tagliapietra, insomma, compagnia bella quel Montecchio. Sì, ero per fortuna a commentare lo scudetto del Montecchio, qualcosa di storico. Occhio, la giocata di Cirino, poi Marco Tremolada ha anticipato, Cirino riparte, ancora Enea Pasquale da lontano, c'è Marco Tremolada che lavora in area, esce, riceve il passaggio e Giuliani poi lo aggancia letteralmente, prova il no look su un dai e vai, arriva indietro un giro, Matti Cirino va dall'altra parte, riparte Giuliani, non c'è una linea di passaggio, c'è l'attacco di Luca Tremolada e poi Giuliani osso duro mestiere, esatto, e attenzione alla deviazione sul velo di Dalla Valle e Pippo Dimone che va a respingere, lavoro finora al 100% positivo, qua Cirino perde una palla, Dimone mette la stecca. Sì, scambi affettuosi tra Matti Cirino e Franco Giuliani, alla meglio il 44 ospiti e ancora Matti Cirino, aspetta il tempo di gioco, la pallina viene trascinata in rete da Marco Tremolada che festeggia con tutti i suoi compagni
Seregno si porta sul 3-0, prova veramente consistente da parte di Seregno che, come avevamo detto in premessa, questa era la partita della vita, solamente con una vittoria sarebbe certa della permanenza in A2 e sta onorando al meglio quello che è questo impegno. Montecchio un po' scarico in questi primi 17 di gara, però conoscendo bene la formazione di Inestar non ci sta assolutamente. Ma ci mancherebbe altro questa partita. Andiamo ora dalla Valle, sì, eccolo lì. Ne mancano 32 monete alla fine, figuriamoci, 3-0. No, devo dire che il Seregno rispetto alle altre partite, a molte altre partite, forse l'80% di quelle giocate in questa Serie 2, ha fatto un gol rispetto alla mole di occasioni create. Ora Piazza, non parte Pasquale, la mette in mezzo, la devia! Proprio facendo Tremolada. Una giocata, Luca Tremolada di giustezza. Sembrava che gol di Andrea Della Valle, proprio ha smashato con un passaggio alla velocità della luce da parte di Franco Giuliani. Bravissimo Andrea Della Valle, e mette la bandierina anche per Montecchio. Ora comandano sempre gli ospiti per 3, però sul display qui al Parevaccari è arrivato anche l'1 per il Montecchio, appunto grazie alla rete messa a referto da Andrea Della Valle, che con questo, caro Paolo, è andato a 20 gol in 20 partite, tanta roba per non che è il primo anno. Un sacco di lavoro. Che anno è Montecchio. Della Valle? 2003 lui? Sì, Andrea Della Valle è un 2000. 2000. Ah, di già, mamma mia, invecchiano a vista d'occhio. Chiedo scusa, ma mi ricordavo fosse il 2003, ha già 25 anni, giocatore che ha sempre avuto grandi qualità e una fisicità che lo contraddistingue fin da quando era negli anni giovanili. Adesso il gol, poi c'è Giuliani, Nicola, scusa, per una piccola partita, è on fire. Ce ne sembra due, uno dietro che difende e uno di là che riparte, attacca e dà pallina ai compagni. Si vede che ci tiene in particolar modo, dovesse essere la sua ultima partita, a chiudere in bellezza, dovesse. Poi Piazza qui è rientrato, no, Piazza con Pasquale e 2 Tremolada. Che poi ti dirò già dal pre-match che di solito Franco è una persona molto schiva, almeno ai microfoni, mi ha detto dopo vorrei fare l'intervista, non l'abbiamo mai fatta quest'anno e ha anche ragione. Allora insomma ci può stare. L'abbiamo visto proprio che aveva un piglio diverso, e quello lì proprio Franco Giuliani, mima il tiro, sempre azione coppia incolla, però fallo di lunetta. Per quanto riguarda, a parte che la Valle, era stato deviato anche col pattino all'interno della lunetta, però volevo anche riavvolgere il nastro qualche minuto prima del gol di Andrea Della Valle. Abbiamo visto proprio un gancio cielo da parte di Marco Tremolada lì davanti a Pozzato. Marco che è un grandissimo appassionato di basket NBA, lui tifa Golden State Warriors con Steph Curry. È facile tifare Golden State per un ragazzo che ha 20 anni, tutti i ragazzi tifano Golden State negli ultimi anni, insomma, gli Splash Brothers, chi lo riconosce. Attenzione, cortesie per gli ospiti lì in mezzo all'area, chiama a sé Dalla Valle e Enea Pasquale, spiegherà sicuramente la geografia ai due giocatori che sono caduti a terra in contemporanea, doppio blu, eccolo lì, quindi se ne staranno nella panchina dei cattivi per 2 minuti, non ci sarà inferiorità numerica. Nel frattempo vediamo da una parte Tessarolo e dall'altra Nahuel Calvo che prenderanno il posto dei due Davoli rifilasse un cartellino giallo, però non ho visto tutta l'azione, quindi non sono testimone oculare, stavo guardando. Vediamo dal replay anche qui di Davide Meneghello se riusciamo. Sì, Davide hanno iniziato a fare a sportellate, sì, ci sta. Sì, oddio. Vabbè. Sono scaramucce. Tra l'altro dall'anno prossimo pare che si giochi con 2 arbitri in Serie A2, voglio dire, la trovo una cosa giustissima. Sembrerebbe che. Per me pare che così dovrebbe essere, e così sarebbe un aiuto, perché è veramente difficile arbitrare una Serie 2, non c'è tutta questa differenza di velocità tra la 1, sicuramente una categoria sotto, ma l'hockey ha una velocità che nessun altro sport ha, tranne l'hockey ghiaccio, e arbitrare uno solo è veramente molto complicato, già è difficile in 2, davvero uno solo è troppo poco. Poi non c'è come confrontarsi in pista, chiaro che poi le qualità cambiano da arbitro a arbitro, però giro e tiro da parte dell'8 di Preara, però pallina che finisce fuori, sarà rimessa Brianzola con il Seregno, con Matti Cirino contro Nahuel Calvo, a sportellate i due. Matti
si dimentica la pallina, la riprende Nahuel Calvo, in mezzo Franco Giuliani, spinta d'altruismo da parte del Sinco, sì, che però ora prova a riscrivere un'azione d'attacco con Michele Dalla Valle. Michele va all'indietro per il suo amico Davide, alza il periscopio Lotto, preferisce alleggerire in orizzontale per Franco Giuliani che chiama Nahuel in avanti, fa segno con la testa, eccolo lì servito il 2, prova a bersi mezza Seregno, però il signor Davoli fischia qualcosa, sarà punizione al limite, tra l'altro poi si è dato la mano con Giuliani e ha detto stai zitto. No, è rigore. Rigore, infatti scusa, ho aspettato a posizionarsi. Sembrava fosse in area. Vediamo ora A se velocità normale. sì, nel frattempo Nahuel Calvo Forse è iniziato fuori comunque. dei tiri più vicini ha un 3 su 5 di realizzazioni. Sì, tiri diretto 10 su 22. Monumentale. Non ci sono le percentuali delle parate dei portieri, ma Di Mole è vicino al 100% e anche un po' di fortuna qui perché prende il palo il Montecchio che è molto più vicino di quanto non reciti quelle 3-1 sul tabellone. Giuliani prima non look, passaggio qua a porta vuota per Calvo e Seregno che si salva in extremis lo ha fatto dopo aver fatto una finta con le spalle che ha buttato giù Di Mole, ha fatto un lavorone Giuliani d'esperienza e lì ci stava anche volendo un gol per il Montecchio che ha avuto l'opportunità con un rigore ma l'ha fallito. Qua fa l'attenzione Di Mole. Sì, nel frattempo Paolo ti segnalo che se ne sono andati 4 quinti del primo tempo, non ce ne siamo assolutamente accorti perché è una partita velocissima, piacevolissima, 4 gol, 7 falli di squadra e questo può essere un tema come mi insegni perché comunque una partita che ora sembra comunque tirata fin dall'inizio del fischio di Davoli, insomma anche i falli di squadra hanno il loro peso, però mi sembra che ci sia un gentleman agreement, non ci sia cattiveria, a parte insomma quel doppio blu che abbiamo visto qualche minuto fa, però le due formazioni si rispettano, si temono come è giusto che sia. E allora Marco Tremolada in avanti, 33 per il 44, Matti Cirino, stecca caldissima quella del Sanguanino che ora cerca di recuperare le energie ma soprattutto raccogliere le idee. 5 secondi, brutta cosa fatta adesso da Matti Cirino che deraglia, riprende la pallina Davide Zanini, in avanti Lotto di casa, strattonato da Matti Cirino, la pallina resta di Michele Dalla Valle, ha provato a tirare però altro intervento monumentale di Dimone che ora Cirino sta anche un po' soffrendo la marcatura di Calvo che lo va a prendere quando lui la palla per evitare, e qui Ginestra ha fatto un gran lavoro tattico per evitare la partenza con l'uomo addosso. Insomma, lavora sull'uomo dietro porta, Luca Giarone. E vabbè, le classiche cose che si dice, stiamo davanti ai tiri, insomma Giaroni è prettamente tattico. sì, Tattico totalmente, senza nessuna sbavatura. Ha usato un minuto, ma Giaroni è un allenatore preparatissimo che ha un vissuto con Nuno Resende per anni, con Bresciani, insomma ha allenato le giovani del Lodi per tanti anni, insomma è nell'hockey da 40 anni, forse allora, di più. Franco Giuliani per Davide Zanini, allora sempre all'indietro Davide per la sapiente stecca del Sigo del Sauà, allora taglio sempre di Zanini. Riparte Matti Cirino. Vedi che c'è Calvo, esatto, questa volta viene saltato Netto e viene saltato anche Zanini, la palla per Piazza, immaginifica, e la parata di Pozzato meravigliosa. Cosa ha fatto Cirino? Stavo già dando le percentuali di merito del gol. Oltre ai gol è questo che vi volevo raccontare prima, esattamente questo, e per tutto il campionato Cirino ha fatto queste cose che avete appena visto. Là il gol non c'è, però è mezzo assist fondamentalmente. Eccolo lì l'assist a braccio da parte di Mauro Fiazza su Davide Zanini, non fischia Davoli, si riparte con Tremolada, con Luca in avanti, Fiazza, triangolo che non si chiude con Ricky Tessarolo e allora riparte Nahuel Calvo. Ultimi
180 secondi di primo tempo. L'indicazione per Piazza da parte di Giannini lì tira ovviamente perché c'era tanto spazio, anche perché la diagonale sul secondo palo viene chiusa da tutti. Non ho visto cosa è successo. Sì, rumoreggia il pubblico di casa, tra l'altro bellissimo colpo d'occhio qui alla Pala Vaccari, Paolo, con tutte le giovanili presenti, vediamo anche sarà solo ingaggio, sì, nel frattempo con il replay stavano tenendo, però ha girato la stecca alta anche Zanini, Salomonica questa palla 2, ma probabilmente lì non c'è neanche niente, insomma si aiuta col fisico Zanini a prendere spazio, un po' con le mani Luca Tremolada. Palla 2 nel vertice alto. Sì, almeno tra i due, uno dei due caratteri prende fuoco facilmente, che sarebbe quello di Franco Giuliani. Qua Cirino è bravissimo. Sì. Ma poi riprende però. Vober dalla valle. Cessarolo non ha il fisico per tenerlo via, può usare un po' di mestiere, ma è bravo Tessarolo su dalla valle, a cui concede tanti centimetri e tanti chili. Ora taglia Giuliani, secondo taglio, poi invece viene servito Calvo. Sì, Calvo con queste movenze che stanno creando qualche problema alla difesa di Seregno. Allora Franco Giuliani con la bava alla bocca, la pallina resta lì, il più bravo di tutti è Andrea Dalla Valle, la passa per Michele Dalla Valle, non sono parenti i due, però tiro dalla lunga distanza, prova a metterci una stecca a Franco Giuliani, la mette per Andrea Dalla Valle, succede di tutto dietro a quella porta lì, allora circonnaviga i pali Matti Cirino, riparte in avanti Mauro Fiazza con il 3, preferisce fermarsi, ragionare Franco Giuliani come un leone nella savana, però è il fallo di squadra numero 4 fischiato da Davoli che si avvicina alla panchina e allora ci sarà c'è un giallo sì. Le protesta lì, era lì triplicato, c'è stato forse un tocco sul bastone da parte di Giuliani sul Piazza. E ogni volta che Piazza arriva alle tre quarti è sistematico il raddoppio, perché comunque tanta roba, se non era Cirino con le sue accelerazioni, parte dal bastone di Mauro Piazza, che anche prima abbiamo visto in quella conclusione, in quel passaggio sul secondo palo, il fatto di voler cercare sempre i compagni. Allora c'è lo spiegone da parte di Davoli a Rinestar, allora Mauro Piazza sulla pallina, all'indietro per Matti Cirino, controlla il da farsi, riparte da Luca Tremolada che resiste alla carica di Andrea Dalla Valle, riesce anche a buttare la pallina in avanti, però Nahuel Calvo in avanti, sempre Tessarolo su di lui a rovinare la linea di passaggio. Michele Dalla Valle per Andrea Dalla Valle, il 3 in avanti, bravo Dimone ad allontanare la minaccia. Ultimi 90 secondi di primo tempo, pallina che esce dalla pista, sarà rimessa, vediamo per chi, per Seregno, si lamenta Andrea Dalla Valle, però c'è poco da scherzare con Davoli che guarda appunto. Gli ha letto la deviata e Davoli gli ha risposto tranquillamente, guarda che non l'ha toccata. Ora Cirino fa un blocco testa contro testa per Tremolada, occhio Cirino che lo vede, Luca Tremolada è solo, traversa e la palla che torna stecca, fallo bruttissimo e sarà blu sì. Al 4-1 e sarà un blu per Matti Cirino, sì, guarda adesso 4-1 per il Seregno al blu e la possibilità 72 secondi. Si guarda dal replay di Davide Dalla Valle, allora questa è l'azione che libera Tremolada in avanti e poi Cirino si addosso a Franco Giuliani, quindi ci sono i falli a 40 metri dalla propria porta, questi veramente i blu, per cui io se fossi un allenatore mi arrabbierei tantissimo, perché prendere un blu per un intervento a 40 metri dalla tua porta è qualcosa che non devi fare assolutamente. Entra Pasquale, triangolo difensivo eventuale se non ci sarà il gol di Calvo e viaggia. Allora te lo dico io, 7 su 17 dai tiri più distanti per Nahuel Calvo, quindi quasi un 30% anzi di più, solo il 50. Attenzione, gancio e controgancio, bravissimo Dimone a sporcargli il tiro, a coprire il secondo palo, però sarà super possesso per quanto riguarda Montecchio, che chiuderà, se non segna questa prima frazione di gioco, in power play, come dicono quelli bravi, più un eventuale anche nel secondo. Allora Franco Giuliani per Andrea Dalla Valle, a quadrilatero quelli di Montecchio, si libera il tiro per la stecca di Franco Giuliani, accompagna la pallina Pozzato, sempre in avanti del 5,
in avanti per Michele Dalla Valle. Allora, veloce la pallina per Nahuel Calvo, però è bravissimo Pasquale ad arrivargli da dietro. Possesso ora di Seregno per un attimo, sempre Franco Giuliani, 2 stecche seregnesi su di lui, pallina troppo alta, mancano 26 sul cronometro alla fine di questa combattutissima prima frazione di gioco. Allora sempre Franco Giuliani, vediamo se si prende l'ultimo tiro, El 5 in avanti per Nahuel Calvo, ci arriva per un attimo con la stecca Pasquale, la pallina Andrea Dalla Valle, resta lì, succede di tutto, però pallina alta, ultimi 13, vediamo se riesce Seregno a sgasare in avanti, tiro largo, e probabilmente su questa azione con Nahuel Calvo che tenta un tiro passaggio per Andrea Dalla Valle finirà questa prima frazione di gioco. Aveva 7 secondi Calvo, ha avuto troppa fretta di andare con la pallina, era un 2 contro 1 in campo aperto con Dalla Valle, gli serviva solo avvicinarsi al difensore o fare avvicinare il difensore e scaricare sul secondo palo. Probabilmente ha calcolato male il timing e che insomma 7 secondi quando riparti ed è 25 minuti che munire le gambe, magari non hai la lucidità di leggere il cronometro. Abbiamo Paolo qui a Montecchio, abbiamo i soliti 20 secondi per la nostra Polaroid sul primo tempo e poi fra 9 minuti e rotti ci ritroveremo per raccontarvi questo secondo tempo. Paolo, che partita hai visto? Beh sì, con la traversa poteva essere il 4-1, il tiro diretto il 3-2, apertissima. Il Seregno sta giocando molto bene, nel senso che ha limato un po' i difetti che di solito ha, ovvero quelli di andare in porta e non fare gol. Dall'altra parte il Montecchio la sta tenendo con la difesa, perché il primo gol è nato da un errore del portiere, dobbiamo dirlo. Comunque i raddoppi fanno tantissimo. Non è per niente finito 3-1, è apertissima questa partita. Bene, allora direi che per ora è tutto, ci risentiamo fra 9 minuti esatti qui dal Parevaccari per raccontarvi il secondo tempo della partita tra Montecchio Precalcino Hockey e Seregno Hockey. A fra poco. Vantaggio che porta una squadra molto giovane, Hockey intanto extra pass! Dove conoscono le piste, conoscono gli avversari. Attenzione, Cirino, la palla sulla riga, il tunnel, poi si è salvato Pozzo, andando di là Dalla Valle, la botta di Mone là, è partito anche bene rispetto alla partita di Breganzi. Occhio a Tessarolo, vieni giù, Riccardo! Tessarolo fa sportellate con Nahuel Calvo, sempre il 2 di San Juan, che come Seregno è a quota 23 punti. Attenzione, piccolo pasticcio, piazza per Tessarolo in avanti, trova la pallina giusta, Tex alza il stato di Serie 2 e il fisico era insomma un crocio contro Dimone. Allora sempre Andrea Tessarolo sotto gamba, gioco ancora Andrea Dalla Valle che è un giocatore. Starli è stato un minuto sui blocchi, intanto un cambio, sì. Qua Pozzo, Cirino sradica la pallina dalla stecca di Pozzo, si va di là 2 contro 2, Cirino! Da un anticipo della difesa, occhio perché a 2 contro 1, piazza Cirino, piazza Cirino, piazza! Poi la palla lì si salva, la grande, la porta è vuota, Pozzato 2! Le sue certezze, chiamasi Franco Giuliani, pallina che resta lì con il gol di Marco, la parata di Pozzato. Poi c'è il fratello Luca, Molada e poi Giuliani, un osso duro mestiere, lì. esatto, e attenzione alla deviazione. Il 44 ospiti, e ancora avanti Cirino, aspetta il tempo di gioco, la pallina viene trascinata in rete da... Create, ora Piazza, non parte Pasquale, la mette in mezzo, la devia! Proprio Luca Tremolada di giustezza. Sembrava... proprio Franco Giuliani, mima il tiro, sempre... Azione coppia in colla. Tutti ragazzi ti fanno gol negli ultimi anni, insomma, gli splash trap cambiano da arbitro a arbitro, però due. Davide Zanini, giro e tiro da parte dell'8 di Pato. E il 2 prova a bersi mezza Seregno. Sì, tiri diretto 10 su 22. Dimone. Ieri va Dimone è vicino al 100% e anche un po' di fortuna qui perché prende Davide Zanini in avanti l'8 di casa, strattonato da Matticino, la pallina. Questa volta viene saltato Netto e viene saltato anche Zanini, la palla per Piazza è immaginifica. L'indicazione per Piazza da la parte di Giannoni di tira ovviamente perché c'era tanto spazio, anche perché la diagonale sul secondo palo viene per Tremolada, occhio Cirino che lo vede, Luca Tremolada è solo, traversa e la palla che torna. Stecca, fallo bruttissimo e sarà blu. Anzi di più, solo il 50. Attenzione, gancio e controgancio, bravissimo ancora un attimo con la stecca Pasquale, la pallina Andrea Dalla Valle, resta lì, succede
Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. Sono altri 40... 3-12. Ritorniamo in pista qui alla Panevaccari con Montecchio e Seregno. Gli ultimi 25 minuti del campionato. Eh sì, ma anche gli ultimi 48 secondi di power play per Montecchio, che Dovrà fare meglio dei primi minuto e 12 perché non ha creato quasi nulla se non 2 tiri senza Dimone coperto e ha fatto girare la palla troppo lentamente davanti al triangolo difensivo seregnese, che è confermato Luca Tremolada e Nea Pasquale Mauro Fiazza davanti a Pippo Dimone, che ha parato veramente alla grande un paio di numeri da circoletto rosso. Dall'altra parte anche Pozzato, ma in porta c'è Carlo Sanson, prodotto di casa della cantera, Assolutamente. campione d'Italia anche lui a Forlì ormai 4 anni fa. tra l'altro Carlo è stato il portiere titolare di Montecchio in A2 proprio l'anno scorso, poi quest'anno ha voluto fare un downgrade per motivi anche lavorativi. Allora vediamo se Franco Giuliani tira, assolutamente no. Nicola Pozzo nell'angolino per Nahuel Calvo, ancora Nicola Pozzo, Franco Giuliani, è il 5, vediamo se la specialità della casa è il tiro, in questo caso è il passaggio perché serve Andrea Della Valle che deraglia a terra, però c'è un fallo di squadra, è il numero 5 a carico di Seregno, velocissima la rimessa da parte di Montecchio, sempre con il suo uomo più in forma, eccolo lì davanti, fermi tutti, dice il signor Davoli, dolorante a terra. Sì, Andrea ha preso Della Valle. una gomitata o il pomello della stecca addosso. Sì, addirittura chiama i sanitari Davoli, quindi per regolamento, essere sostituito per regolamento Dalla sì. Valle. Era entrato in area, si è scontrato. Guarda, guardiamo qua dalle immagini di Davide Meneghello se
ne sappiamo qualcosa in più, si sembra proprio con però Pasquale mi sembra fermo, nel senso non è andato lui contro a contenuto, però lo ha preso nel basso ventre, insomma. sì, sullo sterno. No, però adesso si è alzato e tutto a posto. Però deve uscirsene Sta perché ridendo, appunto, quindi fin quando si rialza e ride va bene così. Ha preso una botta secca, per fortuna non è niente per Neo della Valle, che si prende anche l'applauso, uscirà. sì, è il suo posto entrerà Davide Zanini. È semplice ingaggio, dice Ha il avuto signor due Barthez. palline importanti da Valle, sempre dal lato offensivo sinistro del Montecchio, bravo Dimone a chiudere in entrambe le occasioni. Mancano 15 secondi più o meno ancora di power play per il Montecchio, che attacca a 2, qui passaggi fini a se stessi perché il triangolo difensivo seregnese è fermo e poi proprio il disastro è finito con questa pallina indietro. Un secondo, rientra il quarto giocatore in movimento del Seregno e occhio perché è sempre un pericolo il break quando entra l'avversario, che è Cirino. Luca Tremolada va per fermarlo, attenzione Tremolada, Sanson con la prima parata, scusate, Cirino con la gran giocata. Tremolada era pronto per il passaggio, Cirino invece alza e schiaccia. Ovviamente io ero pronto per il passaggio perché pensavo gliela desse, invece Cirino mi ha anticipato con questa giocata, protezione di palla dalla Valle. È stato velocissimo Cirino perché proprio si è sdoppiato e ha fatto questo alza e schiaccia. Pensavo andasse sull'uomo, attenzione, intanto Giuliani la vede all'ultimo Dimone e in controtempo va giù a sinistra, ma il gomito destro lo alza a respingere questa pallina. Va Giuliani centrale, finta di passaggio, poi Pasquale cade nella finta, fa sempre quella ma funziona sempre la finta di Giuliani dietro porta di trovare uno scarico, si arriva ai 45, Cirino recupera, non c'è Calvo su di lui ma va in pressione Giuliani. Luca Tremolada a Calvo come difensore. Luca Tremolada dal nulla si inventa un rovescio, la palla è larga ma l'angolo di tiro era veramente insufficiente per infilare questa pallina alle spalle di Carlo Sanson, che poi va a battere la palla 2 così lasciandola sopra. Sì, esatto, brava qui la marcatura preventiva da parte di Montecchio a costringere il capitano seregnese a tirare da distanza impossibile. E allora Franco Giuliani in avanti per Davide Zanini. Davide di nuovo sulle sue certezze, Franco Giuliani all'indietro per il connazionale Nahuel Calvo. Nahuel, che non è una specialità della casa il tiro dalla lunga distanza, impegna per così dire Dimone. La scelta dei tiri di Calvo questa sera è rivedibile, 2 conclusioni in diagonale senza pretese, questa centrale di Dimone proprio serafico col suo guantone destro con cui impugna la stecca nella più semplice delle risposte per un portiere come lui. Ora Pasquale va a dispondere per Fiazza, attaccato da Pozzo, ancora Pasquale va giù, ma arriva Fiazza che ha un'ottima lettura della rebound della sfera e quindi può ripartire con Cirino da lontano. Adesso ritmi Nicola mi sembra non si siano abbassati di quel 30-40% rispetto alla prima parte di partita. Sì, anche perché in 3 minuti di gara sono già andate le squadre 3 volte proprio a ridosso della sirena di 45 con Nahuel Calvo che come un'anguilla riesce a sgusciare lì davanti, però fa buona guardia la difesa di Seregno e allora a terra Mauro Fiazza. Il signor Davoli dice che la pallina è bianco-nero-verde, visto che questo venerdì sera Montecchio sta giocando con una delle sue divise. Giuliani non utilizza una calmate. fisicità che Davoli gli consente e fa benissimo a usare questa fisicità, che è quello che prima ha mandato giù Fiazza consentendo il recupero della sfera al Montecchio. Eccolo qua Giuliani. Sì, proprio un tank argentino. On fire, sì. Beh, ma gli argentini sono così, Ora con quella garra di Giuliani, qui Cirino che poi vola, ma è dalla Valle a tenere la sfera sulla stecca. Si tornerà da Giuliani, c'è Calvo dietro, intanto 45 secondi. Te l'ho detto appunto. Seconda consecutiva. Si sono cambiate proprio le dinamiche di gioco qui nel parquet del Panevaccari con Mauro Fiazza, gabbia di giocatori di Men in Black di Montecchio e allora difesa da parte La di pallina Franco Giuliani. Pasquale era Attenzione, telecomandata. quando parte così vuole mettersi in proprio, il fatturato non è sicuramente buono, la pallina per un momento viene persa dal 5, viene ripresa dai suoi compagni, allora Nicola Pozzo, un'autostrada per lui lì sulla parte destra, 2 maglie seregnesi, ritorna in possesso della pallina Franco Giuliani, però la pallina, attenzione, a terra Enea Pasquale, colpito non è Pasquale. Ora vediamo con il replay di Davide Meneghello
gliela dà secca in faccia qua, però. Sì, una spallata. Sì, perché gli va bene che c'è un arbitro solo, perché se ne fossero due, Davide fai un po' del replay, perché se è volontaria in faccia è rosso senza neanche passare dal via. Vediamo, sì, questo è rosso tutta la vita, stecca alta, questo è rosso tutta la vita. Davoli stava guardando la pallina che era lontana, stavo parlando prima della fisicità di Giuliani, ma non deve trascendere in qualcosa di più, perché poi diventa anche gioco pericoloso. Pasquale è una roccia, si tiene la botta. Sì, ora è costretto ad uscire, rientra in pista Ricky Tessarolo. Sì, con pallina seregnese. Spero che sia un episodio così singolare e che resta tale. Sì, tanta garra da parte di Franco Giuliani, certo, eccolo lì che ora vuole rispondere a modo suo con Matti Cirino, che anche lui non fa complimenti, gli prende la pallina, Davoli si vede costretto a fischiare un fallo di squadra, è il numero 6 per Salegno, la contabilità di falli adesso inizia ad andare in una zona di moderata preoccupazione per quanto riguarda la formazione di coach Giaroni. Allora Franco Giuliani per Nahuel Calvo, all'indietro per Davide Zanini in solita posizione come vertice basso, Davide che di solito occupa più stabilmente la parte laterale del rombo di Martinez. Allora Nicola Pozzo all'indietro, eccolo lì nella sua mattonella Franco Giuliani, si scontra proprio con il 9 di casa Selva di la testa e vai e rischi spesso di fare questa fine. Qui Cirino la palla era un po' troppo alta. Ora Tremolada apre per Tessarolo, c'è Giuliani indemoniato per ogni angolo della pista. Si sente tantissimo la partita Franco Giuliani, magari ce lo spiegherà dopo il motivo. Comunque Davide Zanini alza la cresta, tira sul periscopio, riesce a trovare Nahuel Calvo. Il 2 si fa Ora Cirino, questa è la seconda difesa pulita di Cirino che va a recuperare la pallina. Tessarolo sta prendendo la mira, prima fuori di due dita, adesso qui schiaccia troppo il tiro sul secondo palo. Ma cosa ha fatto si perde Pozzo. Cosa ha fatto Dimone? Secondo me l'ha toccata, sai Paolo Dimone, perché è andato proprio a colpo sicuro Pozzo. Franco Giuliani in avanti, serve Nahuel Calvo lì in buca d'angolo. Sempre Nahuel, all'indietro per Davide Zanini, vediamo cosa si inventano i Men in Black di casa oggi con Davide Zanini che riesce a fare tutto abbastanza bene. Schiappa anche la propria vita, comunque la schiaccia. Qua Tessarolo. Guarda, non so se hai sentito qua sotto Franco Giuliani che ha lanciato una macumba a Tessarolo e l'ha spaventato, ha ripreso la pallina. Beh, incredibile Franco. Il trash talking, voglio dire, c'è in tutti gli sport il trash talking. Dell'NBA si sentono microfonati perché le traduzioni non capisci, ma lì insomma mamma e zia spesso vengono menzionate, quindi figuriamoci. È così, chi fa sport lo sa, il trash talking c'è ovunque e spesso funziona. In questo caso sì, il problema è che Giuliani ora sta forzando troppo la mano, 2 palle perse, questa è la terza consecutiva su questa conclusione. Recupera, riparte, guarda tira la gran bordata di Mone, ci mette ancora il corpo. No, guarda, tu stavi osservando giustamente l'azione in avanti di Giuliani, io invece ho messo un focus tra Tremolada e Nahuel Calvo. Si è accorto della cosa Davoli, che ora sta discutendo con coach Giaroni, vediamo cosa dirà ad Alberto Fabri. Se ci allunghiamo anche noi sembriamo come il pane. Ha guardato Calvo e ha detto vabbè, ma mi hai dato una steccata, ma con questo tono. Però attenzione, si sono parlati gli arbitri, quindi chiama attenzione Tremolada e tira fuori un cartellino blu a entrambi, quindi Fabri gli ha dato l'imbeccata giusta, che era ciò che stavi guardando tu. Sì, in effetti non poteva passare inosservata, soprattutto eri lì vicino al tavolo di refertisti con una persona molto esperta come Alberto Fabris, che ha chiamato l'attenzione a segnalare la cosa a Davoli, e così devono fare gli arbitri, aiutarsi. Sembravamo Paolo, due massaie che si stavano esponendo dal balcone quando c'era qualcosa giù in strada. Dunque doppio blu ancora, ed è il secondo, prima rifilato a Pasquale Dalla Valle, adesso 2 protagonisti per l'altro, 2 sportivisti differenti per un altro secondo blu, Luca Tremolada e Nahuel Calvo. Però si rimane ovviamente come da regolamento 4 contro 4, Cirino e Fiazza davanti a Dimone, e ne ha Pasquale che è di là con Giuliani che se la stanno raccontando come al bar. Tessarolo invece ha numero 9 Nicola Pozzo mi era sfuggito.
palla due Come arrivano un'ombra. anche le due Comari, Elia Pasquale, Giuliani, palla ancora dal vertice, la fa, Sì. palla 2 la vince Giuliani di esperienza, Pozzo per Dalla Valle. 2 Dalla Valle, Andrea adesso, e Giuliani guarda. che si carica da solo, parla tantissimo quando gioca. Sì, veramente. Indemoniato Giuliani, indemoniato. Ma di sicuro Mi ci si è sta mettendo Continua a tanta roncare gara. per Sì. tutta la pista Franco Giuliani, non si è fermato un secondo. E poi tra l'altro come tu mi insegni anche, chi ha un fisico così Certo, ora- ci mette tanto a carburare, no? A entrare in condizione, ma Franco Giuliani veramente spinge sempre sull'acceleratore, poi quando esce è veramente uno straccio. Stremato, Però dai sempre l'anima. Ora Dalla Valle per Nauel, no scusate, per Pozzo, ma cavolo è in panca Puliti. Ora si agganciano Fiassa e Dalla Valle, il fallo per Dalla Valle. allora vediamo nel pallottoliere abbiamo No, si sta innervosendo la partita. 11 falli di squadra e ben 5 cartellini blu. Ripeto, una partita piacevolissima. Se c'è stato prima una sorta di L'accelerazione di rispetto, però Cirino. nel secondo tempo stiamo vedendo Sì. una partita diversa, Paolo. Sì, assolutamente, adesso si è innervosita tantissimo, qua Giuliani va a cacciare Tessarolo che si ferma prima di agganciarlo, recupera questa pallina, demoniato sul rovescio, la palla fuori, il problema di Giuliani che poi passa la testa e non guarda il compagno, qui Piazza atterrato da Pozzo. Però la rimessa è Montechiese, dice Davoli. Mi sembra un gioco da terra, forse, da fallo parte di- sì. per Montecchio. Ma guarda, è coincisa, non so, questa è una chiave di lettura. Questa partita molto fisica è iniziata proprio con, secondo me, con Franco che ha dato fuoco alle polveri, perché era una partita che era sempre Assolutamente, latente nel primo tempo, ma poi nel secondo, eccolo lì, lo vediamo proprio, è un film. Pazzesco, la telecronaca Sì, sì. non sta zitto un secondo, poi è un modo per caricarti da parte degli atleti di parlare tantissimo, ci sono teatrici, la sfortunata Brignole che parla durante tutta la gara, ma proprio per urla, per caricarci, qui Giuliani dà gli indicazioni ai compagni, tutti più giovani di molto anche, qua al diagonale di Pasquale a cercare Fiazza, taglia Tessarolo, ma è un taglio che non è fine, è una ricezione Pasquale, vedete raddoppiato da Giuliani Dalla Valle, ma arriva Cirino, il problema è che la coperta è corta! E il passaggio di Cirino è giusto per Piazza, ma non riesce a alzare Sanson in tuffo con un tempo di gioco perfetto, va a fermare Eccolo Piazza, lì. eccolo qui Giuliani che riparte, Tessarolo prova solo a contenere, Di Bole rifinisce l'azione, Cirino con una steccata che sarebbe fallo di squadra, Tessarolo lo sdraia, e Davoli salomonico, Cirino va dall'altra parte, finta, poi va via con un patti lo stecca e Sanson trova il numero, occhio perché resta lì il Seregno. È a centimetri di Seregno dal gol del 4 con ora Nicola Pozzo Adesso che è prova a anche una combinare. bella partita, più calda, ma in questo frangente le due squadre puntano ad attaccare. Sì, eravamo preoccupati di quei 45 secondi che si stavano esaurendo in maniera preoccupante nelle prime azioni di questo secondo Ci ha tempo. pensato per ora, Giuliani a far saltare sì. quel piano partita del Seregno, a cui andava bene Attenzione. tenerlo, occhio 2 contro 1, la Sradica, calvo Dimone! Ancora Dimone, poi Tessarolo a una mano, Tessarolo in gancio, non l'ho mai visto così, on fire Tessarolo che arriva anche in sponda, poi gira dietro porta, Tessarolo, ancora lui sulla pallina, ha praticamente circunnavigato la pista, ma Calvo è più bravo, se ne va dall'altra parte, qua c'è il rigore tutta la vita, perché dopo aver pattinato per 40 minuti Tessarolo non può tenere più Calvo, e Nauel Calvo guadagna un penalty dai 5,40 per il Montecchio a 14,36 alla fine. Sì, stiamo entrando nell'ultimo quarto di questa partita con Montecchio che riprenderà le operazioni di gioco con un rigore. Vediamo chi sarà, la butto lì, secondo me sarà Franco Giuliani che lo tirerà. Secondo Molto me probabile. Vado a sentire Giaroni, cosa vuol dire i suoi. Nel frattempo ascoltiamo le panchine. Le basi dell'hockey Nicola disegnate da Giaroni. Se mi fermo un attimo mi raddoppiano, se mi raddoppiano è un problema, allora linea di passaggio, do la palla e taglio,
la base, anche l'Under 11 più o meno, tu che le segui molto più di me, si insegna così con le spaziature del campo e andare a cercare i posti per verticalizzare. Erano bet, non neanche 1.10, erano bet il Sì, fatto infatti, che Giuliani fosse sui 5.40 contro sì. Pippo Limone. Beh, guarda, ha un 4 su 6 dai Ragazzi, tiri più vicini. 66% è un'ottima percentuale. Si aspetta Bella solo il metta fischio all'incorso, di Davoli. Vabbè, sta fuori, quindi è 0 su 3 i tiri diretti, il Seregno che si salva, ora Cirino, anche lui è on fire, poi qui recupera bene Pozzo dalla valle, butta Giarino, blocco altissimo del mio entrato Thomas Provadore, figlio di Michele, allenatore di seconda. del Corvo, uno che di gol ne ha fatti una caterva in carriera, la conclusione. Allora Paolo, te la butto lì. Se già Franco Giuliani era carico come una dinamo, ora che ha sbagliato il Ma l'ha tiro di sbagliato, rigore. secondo me anche perché è veramente troppo carico, ha tirato malissimo con rigore. Ora Tessarolo che se ne va, Piazza 2 contro 1, Piazza, Sanson la salva, la palla gli resta così perché il guanto sinistro, anziché metterlo dritto, piatto per rispondere come uno scudo, lo ha abbassato e ha evitato il rebound sul quale sarebbe potuto arrivare Tessarolo, quindi paratona eccellente di un ottimo portiere come di Sanson, che Sanson. si l'ha tolta proprio dal multiverso con l'ultima parte utile del suo guantone. Allora Thomas Provadore con coraggio in avanti, però Pasquale con la stecca interrompe un tempo di gioco. Calvo Giuliani è uscito per respirare perché davvero aveva fatto il primo quarto di partita, ma come si fa con i grandi giocatori, lo si toglie per farlo riposare per poi metterlo fresco nel finale. Tessarolo ha attaccato molto bene da Calvo, ma c'è Cirino, poi gli chiama la pallina Pasquale, stop e tiro, bravissimo a mettere lì la stecca Provadore, poi dalla valle Pasquale per terra. Gioco da terra però, Tocco da terra di Pasquale che non dice beh, giusto il fischio, ora va di là Pozzo. Sì, poi ancora di nuovo su Franco Giuliani, giustamente Ginestar l'ha fatto uscire perché ha visto che la sua ira funesta si stava battendo forse un po' troppo veemente, quindi ha detto Achille ritorna sulla tua collina, no? Ora Provadore centrale, doppio blocco di Dalla Valle di Calvo e la tattica del Montecchio è perfetta perché si era liberato ma la pallina no, rovescio di Piazza, occhio perché c'è la porta vuota, Pasquale, Sanson chiude il palo molto bene, intensità a 1000 adesso Calvo perché il Montecchio non la vuole perdere questa partita, il Seregno la deve vincere fino alla fine, se la vuole vincere, manca un quarto di match alla fine, anzi 12 minuti alla fine di questa Serie A2. Mattias Cirino si è ancora segnato in questo primo quarto di secondo tempo. Cirino, Piazza, Tessarolo e Pasquale, i 4 scelti da Giaroni, fuori entrambi Tremolada che bene avevano fatto. Ora Dalla Valle Pasquale, la pallina di Piazza è sbagliata, va di là Calvo con un taglio di Pozzo che porta un ottimo blocco. Calvo, bravo Pozzo a tagliare, a farsi trovare pronto sul secondo palo. Calvo non ci arriva per un attimo. E allora riparte adesso Seregno. Paolo, sembra uno di film con Bud Spencer e Terence Hill che c'è la scazzottata finale perché appunto la scazzata qua è lunga però, tanti qua giocatori a terra, transagonistica tutti quanti. Allora Tessarolo Provadore si gira pericolosamente perché il parastinco forte è davanti e non dietro, ha rischiato di farsi molto male qua, la parata di Sanson che è bravissimo, poi arriva Pasquale e la mette giù. Extra effort di Seregno, però pallina alta, dice Davoli che la rimessa sarà a tinte nere con gli uomini di Ginestar, in avanti Nicola Pozzo, si direbbe negli anni 80 il piccolo trotto, ora con Thomas Provadore, sempre per Andrea Dalla Valle, carica il tiro da casa sua. Bravo, è uscito dal blocco con un ricciolo, come si dice a basket, e lo fa molto bene. Poi Cirino trova Piazza, non deve avere fretta, il Seregno ha paura dei raddoppi del Montecchio che sono un fattore in questo momento perché il Montecchio gioca a tutta pista, mette aggressività e il Seregno la soffre parecchio. Praticamente tutte le palline perse sono andate dall'aggressività dei giocatori in maglia nera che questi ultimi 10 minuti tutto vogliono tranne che perderla questa partita. Entra ora Luca Tremolada. Allora, sì, non si capisce. Con Calvo va via Tessarolo, occhio perché è un 2 contro 1 Tessarolo, la palla è fuori. Non ha cercato Piazza sul secondo palo, è andato a tirare. Solo esterno delle rete per Tessarolo che non è riuscito appunto a concretizzare. Ora la pallina
ferma, anzi no, già in movimento, con possesso per i Men in Black di casa. Nahuel Calvo in avanti, piazza su di lui con lo sguardo, lo fulmina, deve far ripartire il talentino di San Juan, e ora sportellate da quella parte lì con Nahuel Calvo circonnaviga i pali di Dimone, si riparte da Nicola Pozzo all'indietro per Franco Giuliani, eccolo lì, prende Tremolada su una coscia, non ha sentito niente, però allora resta a terra e c'è il blu per Franco Giuliani. Era inevitabile. Una pallinata sulla mano dolorosissima, e nonostante la pallinata ha proseguito, sono pericolosissime, ha giocato e segnato un gol pazzesco col Correggio Piazza, che si è fratturato un pollice 2 settimane prima della partita col Correggio. Andatevelo a vedere il gol che ha segnato con un dito rotto. Tremolada non è uno che si fa, però una pallinata così non ci puoi fare niente, il guanto protegge il dorso della mano, ma blu a Giuliani qui è ceduto un po' per il discorso di qui sopra, no? E l'adrenalina. Allora, Tessarolo sulla pallina, per lui caro Paolo, è il primo tentativo in questo campionato dei tiri. Lo scopriamo, Ricky Tessarolo. Sì, vediamo un attimo se sarà una piacevole sorpresa per Seregno. Gancio contro gancio al Tessiaccia, e Sanson, se prima l'aveva tolta del multiverso, ora dal regno quantico in avanti. Al secondo palo adesso. Dai, siamo più terreni. Cirino dalla valle, bravissimo. Ed empirici, perché a recuperare una palla importante. No, Cirino dice si è buttato, occhio perché adesso è un 3 contro 2, dalla valle non protesta, materiale Tessarolo per Cirino, Sanson chiude tutto, molto bravo Sanson, Tessarolo spinto, e c'è la fisicità di Calvo, è il fallo, è il sesto, 6 pari siamo ora. È il settimo in verità. Si va al tie break, no, è l'8 contro il Seregno, sono diventati 8 contro il materiale per i moviolisti prima, allora, Paolo, con quel contatto era 5-6. con Cirino, sì. Anzi siamo a 8, probabilmente ne ha fischiato uno in movimento adesso, quindi è ad un fallo dalla luce rossa Seregno, e questo può essere un tema perché mancano... Visti le percentuali dei tiri diretti, però ho la 0 su 3, io il Montecchio così non andrei sulla leggera se ho un tiro diretto sul fatto che sia quasi gol. Ecco, Pasquale a spazio, blocco di Tessarolo, è il 9° squadro, è un fallo di squadra evidentissimo, ovvero come non portare i blocchi. La voce Ricky Tessarolo, e quindi luce rossa che si accende sul totem di coach Giaroni. Pozzo e Calvo, Pasquale. Diciamo che il power play del Seregno finora ha portato a 3 falli di squadra. Occhio a Pasquale, Marco Tremolada in velocità, Sanson con una gran parata, ancora Marco Tremolada, c'è Tessarolo sulla sua, Tremolada vince, cerca di mettere in mezzo una pallina, Sanson con la stecca la va a ribattere. Qui malissimo il Seregno in questo power play, dove praticamente a parte un'occasione ha avuto. Sì, ora con Pasquale che prova un attimo ad abbassare i ritmi. Abbiamo assistito veramente agli ultimi 5 indiavolati, è successo veramente di tutto. Allora, Tremolada per Enea Pasquale, Mati Cirino, vertice basso, sempre in 4 quelli di Seregno, sempre in 3 quelli di Montecchio. Allora carica da casa sua l'ex Trissino, eccolo lì, Enea Pasquale, 17 secondi per finire l'azione, non c'è bisogno di contare ancora sul cronometro di 45, la riprende Montecchio bene in avanti, Nicola Pozzo sotto le gambe. Dimone lancia Tessarolo, poi è rientrato il quarto di movimento, meno di 8 alla fine, sempre 3-1, non si è ancora assegnato in questo secondo tempo. Tanta davvero la tensione tra le due squadre, comunque a livello anche adrenalinico altissima dalla valle. Qua c'è la pallina e credo abbia preso la faccia di Marco Tremolada. Vediamo la mano di Luca, ora il volto di Marco. Vediamo ancora con il replay di non fortunati. Meneghello. Speriamo che sia solo. Vediamo. La pallinata sullo zigomo. Sì. È una cosa. Sì, però è già alzato. Dolorosissima. Sì, gesto di disappunto di Marco Tremolada. Ha avuto anche un'operazione agli occhi Marco un paio di mesi fa per un problema. Sì, ai box tutti i 2 fratelli Tremolada. Uno con la mano, speriamo non ci sia nulla di rotto. Rientra Piazza con Cirino, Tessarolo e Pasquale. È rientrato anche Giuliani. Giuliani che sta andando alla Piazza col suo buon trash talking. Ma Mauro è abbastanza serafico guarda. riuscire a sopportare. Cirino perde la pallina. Attenzione, poi si è attirato dalla valle blu.
Vediamo, è blu, senza cartellino. Sì, è punizione di prima senza cartellino, quindi Ok, attenzione, disgraziato, può essere, secondo me Cirino, Nicola. questa può essere una slide indoor, questa Davide, hai il fallo, perché secondo me ci stava anche un blu, però Davoli la noi qua. sì Paolo, ti stavo dicendo, questo può essere una slide indoor con Montecchio che ora è, Ma si vede Sì. sopra, bellissimo. sì, Questo è tanto blu, sì. È tanto Infatti blu. Davoli va Però lì vicino, quarto tiro vediamo un diretto senza blu, dice Fabris. Sì. Sì. Ho detto, Fabris senza blu e Davoli ha risposto no, era un'azione di gioco e quindi è fallo. È fallo senza anziché blu. il fallo di squadra andava verso il porta e quindi questo è quello che ha fischiato Davoli. Franco Giuliani muove la pallina in avanti, Franco Giuliani, Franco nel 5, Giuliani mette il punto del 2 per Montecchio, quindi si fa sotto, sente il fiato sul collo Seregno in questo momento, perché ti ricordo Paolo che, come ti dicevo prima, una slide indoor perché hai una punizione di prima, 6 a 9. Fabris, è successo qualcosa. Attenzione, Fabris, è dice successo che non è qualcosa. gol questo. Fabris non l'ha vista entrare, ma infatti anche il giocatore del Serie dice che non è entrato. Sì, non capisco cosa sia successo, Davoli mi è sembrato abbastanza deciso. Mi sembrava gol, Era, no? no, Davide, era, si era vede gol, che ha c'è, gonfiato secondo proprio la me rete. gol. Ha gonfiato la Gancio, rete. incrocio. Sì, sì. Era gol tutta la vita, eccolo, ma sì, gol, lento. Sì, 3-2. Sì, stavo dicendo appunto, mette a referto Giuliani questa punizione di prima, 2-3 e sempre 9 falli per Seregno quando mancano 7 e 12 alla fine Il del decimo il Seregno lo commetterà quasi sicuramente perché la pressione è tanta, qui c'è un fallo che tra l'altro con una stecca alta va vicinissimo al rosso. Davoli gli perdona tutte queste stecche alte, una steccata sul volto. Poi hanno avuto Il fallo di squadra comunque sta all'interno della frigidità della partita. riparte Seregno con questo tiro che finisce fuori dal rettangolo di gioco, pallina però Perché Montechiese. Sansone a battere piace a Carlo andare è sempre così. pericolosissimo perché se la perde l'attaccante ma anche con sei Zanfi, fuori dalla porta. anche con Zanfi tutta Ok. la stagione fanno così per cercare di alleggerire magari il pressing alto da parte del giocatore più offensivo dell'altra squadra. Ora Franco Giuliani in avanti, bene per Davide Zanini, ancora Nahuel Calvo, la pallina resta lì, ora ci crede Montecchio in avanti nella terra di nessuno Adesso il questo Montecchio passaggio. è molto più nella partita del Seregno perché ha giustamente la paura della squadra che era avanti 3-0 che vede l'avversario arrivare lì, l'inerzia, sappiamo da che parte sta, quando ci sono le rimonte, questo tiro velenosissimo, poi Tessarolo che ha davanti a sé Dalla Valle, va da Pasquale. Adesso va Paolo veramente difendono fretta, troppo bassi quelli la di- pressione quelli di Seregno, del troppo Seregno bassi. non riesce Guarda. proprio a tenere la pallina sulla stecca il Seregno perché la pressione del Montecchio porta sempre a ampi dividendi. Vedete, la prima è andare in tribuna con palline buttate via, ma manca lo 6 e 6 a 9 falli, mancano 2 vite. Sì, allora, guarda Paolo, Seregno, tutti e 4 già appostati in difesa. Nel primo tempo abbiamo visto un Seregno molto più aggressivo a livello difensivo e questo ha permesso di non far giocare Montecchio. Ora vediamo se Pasquale da solo contro tutti, però Franco Giuliani riparte il tank argentino in avanti. Franco Giuliani per un momento pensa al tiro, preferisce passare in mezzo per Andrea Dalla Valle. Ora Nahuel Calvo sempre a terra, Andrea Dalla Valle, gioco stecca alta, sì, Sembrava il coccodrillo come nelle barriere di calcio, ha messo giù l'unica cosa che poteva fare Calvo era alzarla con la pallina, ma l'ha alzata sopra il 1,5 metri consentito. Ora prova a andarsene Cirino, ma Calvo lo tiene lì, poi Cirino lo salta, Cirino va dall'altra parte, vediamo se riesce a iniziare un'azione offensiva, ne ha 3 addosso, Giuliani arriva di gran corsa. Guarda chi ora c'è lì davanti. Tessarolo, sì, no, ma si era fatto 20 metri di scatto Giuliani. Ora Tessarolo, ancora Tessarolo. Va da Pasquale, adesso gira per i 4 cantoni, è l'unico momento da penso almeno 10 minuti di 10 gioco in minuti cui esatti, sì, Seregno non riesce a fare 4 passaggi. L'aggressività del Montecchio ora un attimino rallentata. Pasquale dalla sua, la palla è larga, la recupera Calvo, c'è Cirino su di lui. Che poi sai Paolo, con
i punti pesanti che c'ha Seregno questa sera da dover conquistare. 6 sul 2-3, con il nonno fallo rischia anche di avere il braccino corto. Assolutamente, no? Ma il Seregno in questo momento ce l'ha, il braccino corto, e rischia qua una frittata con lo scontro tra Fiazza e Cirino. È evidente che ce l'abbia avuto fino adesso. Ora Calvo per Giuliani, parte di rincorsa, c'è Tessarolo, e lui si sguazza su poi queste Pasquale cose, sulla seconda lì. Difensiva. Bravo Pasquale, la palla che resta lì e Dimone si salva al volo dalla valle. Qui ha ballato tantissimo la difesa del Seregno. Cirino va da Tessarolo, guardate l'attacco di Giuliani, Sì, che e poi vince anche la pallina, attenzione lì in mezzo Andrea Della Valle, pallina che finisce fuori. Time out in bambola totale. Time out di Seregno, il totem totalmente colorato, di verde per il time out e di rosso sempre per quel nono fallo. E attenzione con coach Giaroni fuori dai gangheri, ti mando in missione Paolo. Assolutamente, adesso non ripeterò le parolacce, quello sì. Devo usare giustamente la testa. Una partita che è dura e fare processi lunghi, che è quello che non riesce a fare ovviamente il Seregno, sul fatto in cui non si riesca a giocare, e quindi palle negli angoli a 4 dalla fine forse si può anche provare. Sì, insomma il time out è come quello precedente da under 11, del tipo non posso vedere le palline che scendono e loro che ci arrivano e noi che nemmeno ci andiamo, insomma, e ovviamente poi giocare negli angoli a 40 metri dalla propria pista è l'unica cosa che può fare il Seregno in questo momento, perché ha veramente subito la voglia di questo Montecchio. Ora Pasquale per Tessarolo, ma 4 minuti nell'hockey sono più o meno come mezz'ora nel calcio. Qua attenzione dalla valle, carica, la palla è fuori, poi c'è il rebound, la deviazione con un pattino. È stato bravo ad abbassarsi Dimone qua perché l'ha fermata. Ora con sempre Franco Giuliani in transagonistica, il 5 circonnaviga i pali della porta di Filippo Dimone, in avanti Ricky Tessarolo, il 7 ospite contro l'8 di casa, eccolo lì Davide Zanini che prova anche lui a disturbarlo, però riparte Matti Cirino in avanti, il 44, un po' opaca la sua azione in questo momento. Vediamo Franco Giuliani, se la alza e se la schiaccia timidamente, però a sportellate con Matti. Difendere e recuperare Cirino, ora Tessarolo, pressione alta lì dalla valle, c'è Calvo su Fiazza, è sempre Tessarolo il playmaker del Seregno, perché è lui che si trova a portare su a pallina, però fa sempre il lavoro corretto. Ora Dimone la salva, Pasquale la tiene, vediamo se riesce a buttarla via. Pasquale fa la cosa più intelligente che si possa fare, avere il fiato sul collo dell'altro. Sì, no, dicevo, il cerebro che funziona vuol dire mettere fuori una pallina così quando si è nel panico più totale. 2,54. Sì, mancano gli ultimi vita e mezzo per il Seregno, una vita e mezzo. Sì, in questi casi il tempo scorre velocemente per Montecchio e non termina mai per la formazione che è in vantaggio, anche perché appunto questi sono gli ultimi 2,54 di questa stagione illegale. Applauso per Ivo che sta pulendo la pista del Parevaccari. Sì, stavo dicendo Paolo, 2 minuti e 50 secondi al termine di questa azione, di questa stagione illegale. Giuliani vola e c'è stato davvero un pericolo, perché sono andati in due a chiuderlo con la stecca, lui ha proprio saltato, però non ha protestato. La conclusione di Mole, Serafico, ancora comunque il guantone sinistra, ne ha fatte tante. Pozzo era tanto che non tirava in porta, ma perché ha giocato sempre per la squadra, e qua invece gioca per il Seregno perché va lui a fare lo scambetto involontariamente a Giuliani. Poi Pozzo la deviazione di Mole, ancora con quel guanto sinistro, ha battezzato questa sera. Paolo è un Giuliani, deviazione di Mole, poi dalla palle e la palla è fuori. Tessarolo, Fiazza recupera in 2, in 3 su di lui, il rebound è per Calvo, è un 2 contro 3, però Calvo scende, abbassa la testa, cercherà dalla valle, scivola Cirino e poi grazie a schiaccia, è largo di poco. 2 minuti nel panico totale il Seregno. Sì, è un assalto alla diligenza adesso Paolo, insomma, veramente con Seregno che è rannicchiata nella sua area. La butta fuori, era una vita che non vedevo una squadra buttare palline in tribuna per tenere. La pressione del Montecchio è devastante, insomma non solo in contemporanea alla partita, ma sul fattore che
il Seregno ha vinto Montecchio, nessuno può dire nulla, almeno guardando questa partita. È un assalto all'arma bianca e lo è stato per tutto il secondo tempo. Qua un altro personaggio speciale per Montecchio, ovvero Alberto Tiella, che va lui a recuperare. Non c'è l'applauso per Alberto, persona davvero Eccolo, speciale. sì. Allora, Calvo e Giuliani, hai visto, si sono parlati i due, se la fa toccare e poi Giuliani. allora, adesso in questi ultimi 100 secondi di gara, secondo me Paolo, Seregno deve lasciare stare il fioretto, deve iniziare a giocare di sciabola almeno, perché ha alzato il volume della radio. Montecchio ora con Nicola Pozzo, Frangiflutti, Tessarollo sulla conclusione del 9 di casa, si vede passare tutta la vita davanti di Mone con questa pallina di Dalla Valle. Va tutto bene per il signor Davoli, rumoreggia il pubblico di casa, Nahuel Calvo e andrà Dalla Valle, però fallo di lunetta fischiato dal signor stecca dietro Davoli. porta per Dimone, Sì, dietro porta. Sì, avevo visto prima il movimento, sì, con Calvo, appunto la pallina è chiaramente montechiese, con Calvo per Dalla Valle. Allora ha messo dentro i carichi da 11 Inestar in questi ultimi 65 secondi. Allora, dall'altra parte Cirino, Piazza la può chiudere il Seregno. Cirino, Sanson con una parata spettacolare, il tuffo in tasco a porta, partita qua Dimone sul secondo palo. Cosa ha preso Dimone? Attenzione ancora, la porta è spostata, arriva il gol del Montecchio, un macigno. L'uomo secondo me nella mezzaluna e la porta spostata. Davide, fammelo rivedere perché secondo me questo era da annullare. Allora, un macigno che si abbatte Pazzesco sul Seregno. Fammi vedere, sì, è dentro la mezzaluna e la porta è spostata, quindi ha segnato assolutamente da non dare. Il gol viene dato ad Andrea Dalla Valle. Montecchio sugli spalti, una statua di sale. Giaroni ora sta cercando di radunare le ultime energie nell'ultimo giro di lancette che è iniziato da 6 secondi, con Seregno sempre costantemente in vantaggio. La parata di Sanson del 4-2 che avrebbe messo la fine alla partita, e dal gol possibile di 2 contro 1 Sanson ha fatto un secondo tempo perfetto, non ha preso. Sì, l'avevamo iscritto nel Pantheon dei maghi Carlo Sanson l'anno scorso, perché aveva veramente fatto una stagione pazzesca per qualità, per quantità, ma anche per dedizione. E ora con Montecchio che sale sugli spalti, la pallina è per Matticinino, ultimi 50 di gara, Matticinino è in avanti, smanaccia sempre Carlo Sanson, ora Pasquale da casa sua, ancora Carlo Sanson, Franco Giuliani, pallina alta. Paolo, stiamo vedendo veramente di tutto. Ora un Seregno che ha dovuto svegliarsi, ha preso questo schiaffone e allora in avanti sempre la formazione ospite con Ricky Tessarollo. Ora Piazza in avanti, ci vuole ben altro per impensierire Carlo Sanson, ultimi 30 di gara con Ricky Tessarollo che passa per Piazza, più distante per Pasquale, vede abbastanza bene l'innesto del bassanese, però pallina alta, dice il signor Davoli, sarà possesso per Seregno, ultimi 23 sul cronometro e quindi Seregno ha la possibilità di andare fino alla fine. Per ospitalità Paolo ti lascio gli ultimi 23 se ce la fai. Grazie. Perché veramente tensione alle stelle qui al Palavaccari. Punizione per il Seregno che davvero ha sofferto tantissimo in questo secondo tempo, e pareggio strameritato del Montecchio per quanto fatto vedere nel corso della ripresa. Qui palla nel traffico in the box, poi Pasquale, e adesso vediamo se riuscirà a tirare, si apre il tiro, la deviazione di Giuliani, la palla che è fuori, 11 secondi alla fine, e Seregno che adesso ci sta mettendo quantomeno l'anima per provare a portare a casa la vittoria. Ha sprecato 3 gol di vantaggio. Ora Pasquale che prova a mettere dentro, c'è Pozzo che controlla, finisce 3-3, la salvezza del Seregno non arriverà questa sera, e nonostante i 24 punti in classifica il Seregno non è ancora salvo. Pazzesco, è pazzesco. Continua non questo essere giallo, salvo, aver perso
non so se per 7-8 partite di tutto il campionato. Se proprio dopo vuoi anche una chiave di lettura, questo, caro Paolo, è il pareggio numero 6 per Seregno in questo campionato. Peggio o meglio di Seregno ha fatto solamente Thiene con 9 pareggi, una cosa incredibile se consideri proprio che la quota salvezza, come hai detto te, 24 punti manco bastano proprio. Se non sbaglio vai sulla classifica, il Thiene, se non sbaglio, Sì, 9 pareggi Thiene. ha vinto 6 partite su 19 ed è quinta, cioè può andare a lottare per il quarto posto. Vabbè, Allora, scambio. si vedrà, perché sappiamo poi la Serie 2 è molto volubile, ci sono seconde squadre ad esempio Campanelli d'Allarme con quello di Sandrigo, quindi retrocedere da questa 2 giornati per vedere se non poi ne nasca un ripescaggio eventuale in quest'estate. Tra l'altro poi se andrà giù Seregno, ok, se andrà giù ad esempio il Modena mi dispiacerebbe un sacco, perché quest'anno è tra l'altro gli 80 anni di fondazione dell'Amatore Modena, ma insomma lo sport non guarda in faccia ai date record. Ci stai spoilerando il fatto che bisognerà aspettare assolutamente martedì, segnati sul calendario il 29 di aprile, martedì, con l'ultimo atto di questo campionato di A2, con il Thiene che ospiterà l'Amatori Modena che ora è terzultimo in classifica, ultimo picco a 0 punti, poi Valdagno che giocherà domani che è a 22, poi appunto Modena con 23 e Seregno che chiude il suo campionato a 24 punti come il Trissimo, però attenzione agli scontri diretti, sì, perché chiaramente le ha battute tutte e due. Ecco, c'è da dire che il Trissimo ha vinto 7 partite, 2 le ha vinte contro il Seregno, quindi 5 nelle restanti 18. Allora io direi che qui possiamo anche passare ai saluti di rito. La squadra di casa se ne esce con Montecchio che viene salutato dai suoi tifosi. Questa stagione di A2 per noi termina qui, non poteva terminare in un modo migliore, visto che qua vicino a me, e lo vedete inquadrato, un po' migliore poteva terminare, non fa niente. Ma non importa Paolo, tu qui a Montecchio sei è stata di casa. Una partita vera, davvero, perché il Montecchio ha onorato l'ultima giornata e tutto il campionato, ma devo dire nessuno ha mai regalato nulla, basti pensare nell'ultima Alberganza è venuto a Seregno a giocarsela con i titolari, prendendo il Seregno a tutta pista nei minuti finali, quindi è venuto per vincere nonostante avesse avuto consolidato il primo posto. È una Serie 2 bellissima, nessuna merita di retrocedere, ad esclusione ovviamente del Pico che ha dimostrato di essere la categoria sotto, ma loro sapevano già che avrebbero dovuto fare un campionato in sofferenza. Nessuna di tutte le altre merita di andare giù, non c'è una squadra che davvero abbia fatto mai vedere di essere inferiore a qualsiasi È stato un campionato illegale, l'abbiamo proprio detto dall'inizio della telecronaca. Allora, avete visto con la ripresa di Carlo Dalla Valle, che come tutti i registi, Hitchcock compreso, ogni tanto se lui passava non si inquadra, però vedete Davide Meneghello, che ringrazio enormemente per il mega lavoro che ha fatto in questa cabina di regia. Allora io direi di salutare qui tutti voi che vi siete collegati a vedere questa partita spettacolare con Montecchio e Seregno che pareggiano per 3-3. Io ringrazio appunto Davide Meneghello alla regia, Carlo Dalla Valle alle riprese, ovviamente Paolo Virdi. È stato un piacere e sarà sempre un piacere vederti qui, speriamo appunto nel prossimo campionato di A2. Ringrazio Montecchio perché è sempre speciale questo posto, insomma. Ti ho dimostrato con la mia presentazione di settembre, dove c'erano un sacco di ragazzi e tantissima passione, ma ogni volta che vengo qui a Montecchio c'è una passione davvero sconfinata e mi fa molto piacere tornare a stare qui. Bene, io direi di chiudere e vi auguro una buona serata, e da Nicola Maragnin per questa stagione sportiva 24-25 qui a Montecchio è tutto, buonasera.